Se parliamo di giovani, Treviso è da ormai 20 anni una provincia faro in Veneto, specialmente nel settore maschile. In questo servizio però sposteremo l'attenzione dai titoli e dalla tecnica ai primordi della pallavolo. Si chiama attività motoria e alla vista ha poco a che fare con il volley, ma è il primo passo per introdurre i piccolini alla pratica sportiva di squadra. Eccoci in Ghirada, gioiello sportivo della Marca, dove l'attività motoria del comitato provinciale ha celebrato la consueta festa di Natale. È una festa dedicata ai bambini più piccoli, quindi dai 4 ai 7-8 anni. Si fanno prettamente dei giochi, dei percorsi, è un modo per stare insieme, farli giocare e divertire prima delle feste di Natale. Entriamo nello specifico andando a capire in cosa consiste l'attività motoria che si pratica all'interno delle società di pallavolo. C'erano principalmente delle stazioni, alcune con palla, altre senza palla, e questo era molto importante perché in quelle senza palla si curava molto la motricità di base, invece nelle altre con la palla c'era questo primo approccio con il pallone, che è molto importante già nei primi anni. Questi bambini vengono avviati all'attività di pallavolo, non interessa che facciano bagher, palleggi e battute, ma semplicemente che imparino a stare insieme e che cos'è il gioco. Sono contenta di vederli così numerosi, soprattutto la mia squadra. Le bambine che ho portato qui oggi hanno dai 6 agli 8 anni, quindi dalla prima alla terza elementare, e per loro questo è un momento di incontro, di gioco fondamentale. In palestra, ecco, ci stiamo preparando un pochino con i fondamentali del mini volley, però io penso che la finalità principale sia quella appunto di stare insieme, farli divertire, farli dei giochi in modo tale che capiscano che lo sport è un'esperienza per condividere, per responsabilizzarsi e stare insieme ai compagni. Vedo tanto entusiasmo e c'è un buon approccio alla pallavolo, specialmente nella motricità di base e anche proprio nel feeling che si è creato, visto che molti ragazzini hanno già legato tra di loro anche con le altre società, con le altre squadre. Se il mini volley è l'anticamera della pallavolo, abbiamo capito che l'attività motoria è addirittura qualcosa di propedeutico al mini volley ed ha una caratteristica speciale: unisce i bambini ai propri genitori. I genitori partecipano moltissimo perché chiaramente così piccoli li portano, ci sono genitori, ci sono nonni, zii, cugini, vengono tutti a portarli in palestra ed è una gran cosa. Lei è contentissima di giocare a pallavolo. Beh, adesso più che altro giocano, non è che imparano le basi della pallavolo e si diverte. L'importante è quello, che si diverta. In Ghirada c'è stato spazio anche per la solidarietà. Assieme ai piccoli e a Babbo Natale, anche i volontari di Giocare in Corsia Clown, che rallegrano i bambini all'interno degli ospedali. Questa mattina con noi ci sono ospiti l'associazione LIRT, che si occupa del Giocare in Corsia, gemellata con il Giocare in Corsia, quindi i clown del reparto pediatrico qui di Treviso vendono dei pupazzetti a 10 euro, quindi un prezzo molto, molto contenuto, e ci fa piacere che siano qui oggi vista la fascia d'età dei bambini coinvolti. A Treviso si è poi celebrata la festa di Natale del mini volley vero e proprio. Tecnicamente il profilo cambia, ma lo spirito con il quale si gioca è il medesimo. Stiamo facendo un tipo di lavoro diverso che riguarda appunto la conoscenza e la pratica dei fondamentali del mini volley, quindi palleggio, bagher, sono bambine di un'età diversa. Siamo contenti perché quest'anno sta andando bene l'esperienza e speriamo di crescere sempre di più.